Buonasera. Mister? Buonasera mister, siamo qui da Padova, ci sente? Intanto voi queste tecnologie, bene, sono proprio contento. Anche noi siamo contenti di averla con noi mister. Stiamo parlando di sport, oratorio e giovani. Mister, lei ha avviato il progetto per i bambini nell'oratorio di Lodi, ce lo può raccontare brevemente? Tutto parte dal parroco di questo oratorio che è tifoso del Torino. E allora parlando con me mi dice che cosa ne dice se facciamo una scuola calcio a scuola per vedere un po' se i bambini vengono in oratorio invece di andare nelle scuole di calcio da altre parti. Nessun problema. Abbiamo incominciato così, abbiamo incominciato con 15 bambini, circa un 6-7 anni fa, e ogni anno sono aumentati, adesso ne avremo una trentina ancora su quell'età, gli altri sono andati avanti. È stata una cosa carina, una cosa simpatica con questi bambinetti che ricorrevano un pallone e spesso e volentieri correvano dalla parte opposta dove c'era il pallone. Diciamo che subito c'è stato, proprio dopo il primo allenamento, questo contatto con i genitori, perché i genitori fuori continuavano, chi tira, chi passa a questi bambinetti che già erano in difficoltà farlo, e poi sentire i suggerimenti da fuori dal campo andavano ancora più in conclusione. Allora ho chiamato i genitori in mezzo al campo e ho detto che dalla prossima volta io voglio che i genitori vengano in campo con me ad allenare i propri figli. E perciò, siccome facevamo e facciamo il sabato mattina dalle 10:30 alle 11:30, io voglio che vengano i bambini con il loro papà, quando il papà lavora, che vengano con gli zii, con i nonni, ma che vengano con i propri genitori sul campo e i bambini vengono allenati dai propri genitori. Ed è stata veramente una cosa estremamente positiva, perché allenando i propri figli, allenando i figli degli altri, i genitori hanno capito un po' le difficoltà di questi bambini nel fare calcio. E una volta capite le difficoltà sono finite proprio gli insegnamenti fuori dalla rete. Dopo che tirare i genitori nel campo di gioco e non più fuori dalla rete ha creato veramente dei gruppi di grandissimo spessore che vivono l'oratorio e fanno in modo proprio che gestiscono da soli tutta la situazione delle varie squadre. E questo mi risulta che sia una cosa molto molto simpatica e che anche altre associazioni, altre società stiano cercando di vedere come può fare questo tipo di esperimento, di portare i genitori sul campo e non più fuori dalla rete. Stiamo parlando sempre di primi calci. Mister, cosa dovrebbe tenere presente in via prioritaria un allenatore di fronte a un gruppo di ragazzi, a un gruppo di bambini? Qual è la cosa più importante che deve tenere presente? La cosa più importante è capire le grandi difficoltà e le grandi responsabilità che ha un allenatore, perché io volentieri sento parlare di un allenatore che deve educare, che lo sport deve educare, e che ha tutti questi volontari che chiaramente lo fanno sicuramente non come professione, ma come proprio divertimento con questi ragazzi. Viene data la responsabilità della parola educazione. Ecco, io lì non sono mica tanto d'accordo. L'educazione deve partire dalla famiglia, l'educazione deve essere soprattutto in casa. Ecco perché io voglio i genitori sul campo, perché continuino nel loro percorso di educazione. L'allenatore deve far rispettare le regole di gruppo, le regole dei vari sport, che chiaramente sono regole di educazione, però sono esclusivamente le regole dello sport. Tutto il resto aspetta alla famiglia, aspetta a chi di dovere. Un altro passaggio importantissimo secondo me è che dopo la famiglia arrivi la vita in oratorio, prima di affrontare la società in tutte le varie strutture. Come si instilla nei giovani l'amore per il gioco, sia nello sport di base e poi nelle categorie superiori?
dai giocatori, cioè chi va su un campo di calcio è chiaro che c'è questo divertimento, anche chi lo fa un lavoro è chiaro che dentro ha questo entusiasmo perché va a giocare a calcio, non dimentichiamoci mai che si tratta di giocare a calcio, ma dopo si tratta anche di capire che non viene niente per caso, che tutto si conquista attraverso sacrifici, attraverso esercitazioni, attraverso il rispetto delle regole, ma alla base di tutto c'è il gioco e come tutti i giochi uno lo fa perché chiaramente gli piace, si diverte e via discorrendo. Però è chiaro che dopo subentra tutto il resto e la situazione diventa, diciamo, non piacevole, ma sicuramente più semplicita e in maniera molto più dura come tipo di lavoro. Forse lei adesso sentirà l'applauso che la platea riserva per la disponibilità. Ci siamo intravisti attraverso le nuove tecnologie, abbiamo parlato il telefono, chissà che prima o poi non ci vediamo in persona e così. Esatto, questa era capire molto meglio. Era la promessa che le chiedevo di venirci a trovare a Padova perché l'aspettiamo in molti e abbiamo voglia di vederla e di conoscerla meglio. Ma sarà un grande piacere anche per me, sicuramente succederà. Grazie ancora, buonanotte mister.